terminata con il risultato di 1-1 la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Marsala. Siamo qui con Giampaolo Bue, vice allenatore della formazione di casa. Partiamo subito dalla fine. 1-0 nei primi minuti, poi il pareggio su punizione. Quali sono le prime impressioni? Sicuramente dovevamo gestire meglio la partita, abbiamo fatto gol subito e da lì c'è stato secondo me un po' un calo di tensione, di concentrazione, perché dovevamo alzare un pochettino i ritmi per cercare di chiudere la partita il prima possibile. Invece abbiamo dato modo a Marsala, che oggi si è presentato a Misilmeri, secondo me con un ottimo organico, messa bene in campo, e alla fine il pareggio secondo me è il risultato più corretto. Avete chiuso la prima frazione sul risultato di 1-0, però sembra quasi che nella seconda parte invece abbiate giocato meglio. Lei come l'ha vista? Sì, sicuramente nel secondo tempo siamo usciti un po' meglio e infatti era lì che dovevamo sfruttare meglio quelle poche occasioni che ci ha lasciato il Marsala, magari per chiuderla. Invece alla fine una disattenzione, hanno chiuso in due l'attaccante, gli abbiamo concesso una punizione al limite che sicuramente era molto pericolosa e Giardino ha fatto gol. Adesso invece le chiedo le condizioni di Basile che è uscito nei primi minuti del secondo tempo. Basile ha avuto sicuramente una piccola distorsione, valuteremo meglio in settimana e capiamo le condizioni del ragazzo, però secondo me è una piccola distorsione, sicuramente in settimana andrà in campo tranquillamente. Chiudiamo invece con l'ultima domanda. Prossima partita contro il Casteldaccia, come la preparerete in settimana e quanto è importante tornare a vincere? Adesso in settimana torneremo a lavorare come abbiamo sempre fatto e sicuramente ci aspetta un campo difficile come Casteldaccia, con la speranza che magari in settimana il tempo ci aiuta magari ad andare a fare una partita in maniera tranquilla e serena.